Ma come ti sei combinato? Ma è possibile che fa tanto freddo a Francoforte da combinarti in quella maniera? Ma è meglio quando non ci vieni. Ma scusate, un salve da Terramorgiana. Che cos'hai da dire? A Francoforte fa freddo ancora. E poi non dimenticare che io vengo con l'elicottero. Anzi, ti ringrazio che mi hai aiutato, so che adesso si può atterrare bene. Sì, fa ancora freddo, lì da noi fa ancora freddo, anche le montagne sono ancora tutte coperte di neve. Oh, io mi vesto così. Invece, la cosa che ti voglio domandare. Tu lo sai che noi ci riuniamo in tanti italiani lì, alla caffetteria di Francoforte, e tutti hanno parlato della vasca piena di cozze, ostriche, noci che ha ricevuto Emiliano, il vostro sindaco, ne poteva parlare. Quando ho visto tanta roba, poi la potevo mandare in. Ma il sindaco, ma noi lo sai che poi ci siamo chiesti, ma chi le ha aperto? Ti immagini, forse la moglie di Emiliano, non è facile aprire 50 ostriche, a parole, non è facile. E poi le noci è ancora più difficile aprire. Tu lo sai perché tu le mangi. Aprire una cosa, poi ti butto la mano. Insomma, io, a dire la verità, se fossi stato al posto di Emiliano, avrei denunciato dei Gennasio e mandato. E se colpivano la mano di mia moglie, magari doveva prima fare l'assicurazione e poi dare tutta quella roba che ha dato lui. E la vasca bagno chi l'ha lavata. Queste sono le cose importanti da vedere, non che quelli si sono andati a mangiare la frutta di mare, l'astice, il pesce, tutto questo. E chi l'ha lavato? Gliel'hanno portato già pulito, non credo. Voi pensate sempre alle stupidate, ma non pensate mai alle cose importanti. Questa è un'acuta osservazione che hai fatto. Tu solo in questi casi sei un vero gemello, perché quando ragioni che lo sei tanto. È vero, nessuno ha pensato, ognuno ha pensato al numero, le ostriche, ma nessuno ha pensato a questo sul particolare. E vabbè, voi vi riunite e fate bene. Noi purtroppo ci dobbiamo sentire in diretta a queste cretinate che fanno. Hai visto le pensioni? La pensione, chi è pensionato dovrebbe essere pensionato, ma se non è pensionato non può essere pensionato. Sono le cose profonde, le vere cose all'italiana, così si fa. A proposito, hai ricevuto il foglietto, mi pare. L'hai ricevuto pure tu? No. E che cosa è successo di nuovo? Niente. I marziani te l'hanno mandato. È successo niente? Niente. No, tu domandi a me, ho capito, tu domandi a me, è successo niente? Io ti dico no, non è successo niente. Gli stipendi fanno sempre così, quelli erano e quelli sono. Pensionato sociale, non avete. Non è successo niente. Cosa invece è successo di nuovo? Come Monti dice mezza parola, tutti no, avete mai detto male. Come solo la Camussa, adesso la Camussa, tu la conoscevi la Camussa? Io un po' di tempo fa non l'avevo mai sentito nominare, adesso è un po' di tempo che e sei una donna, si tiene, mi pare che si mette un po' di rossetto, non lo so. Comunque, anche lei contro Monti, non lo sa ancora lei perché si è messo contro Monti. L'importante è che si è messo contro. Siamo qua, sto avvenendo, su questo ti do ragione.
stanno avvenendo le cose più incredibili della terra. Solo in Italia si vedono certe cose. Anzi, senti, a Francoforte, qui c'è un posto per me, però lontano da casa tua, io ti do la possibilità di atterrare col tuo elicottero, eccetera. E dopo tu non c'è bisogno che vieni con l'elicottero, che tanto sto io anch'io a Francoforte. Ma se vengo a Francoforte mi devo mettere come a te il cappello, una sciarpa, eccetera. Anzi, fa freddo, freddo. Beh, allora io a Francoforte non ci vengo, preferisco stare qua. Sì, l'ho ricevuto anch'io il foglietto dei marziani, eccetera. E l'ho ricevuto. Io non ti ho domandato, tu dovrai trovare qui, lo trovarsi comodi vicino a... tanto mia moglie, come se ho dato, ha preso lei, credendo che quella era la lettera di un'ammiratrice, ha guardato, ha cominciato a borbottare. A proposito, mi devi dire una cosa, mi ha telefonato Nicola, come si chiama quella? Una donna, Irma, mi pare. Poi mi ha telefonato una dormenti, non ho capito come si chiama, mi ha telefonato Michele, l'altro come si chiamava, ma erano parecchi, tu hai dato il numero mio? No, e come che mi hanno telefonato? Ma non mi vuoi dirmi che i marziani hanno dato a quello il numero mio di telefono? Gemello, tu non me la racconti giusto. Senti, prima, perché hai fatto chiudere il ventilatore, il riscaldatore, il raffreddore, come si chiama lui? Perché l'hai fatto chiudere? Perché io proprio mi metto il cappotto? E allora perché l'hai fatto chiudere? Io stavo bene con quello. Il rumore. E con che sono sti scherzi, mi togli questo, metti il sigaro. Ma come fai? Non sei mai una persona veramente seria. Beh, torniamo al fatto a quelli che mi hanno telefonato. E mi hanno telefonato per dire: quando vai in Italia sei più simpatico, quello che dice è interessante. Ma io che dico? È così la gente, che vuoi fare? Mi è venuta un'altra idea da domandarti, da chiederti. Ho notato che i partiti, i vostri partiti, si stanno sgretolando. Sì. Non c'è più la sinistra. Bersani si mette d'accordo con Casini per 2,5 euro, poi dopo 2 euro falliti. Vabbè, quello Casini non sa manco lui che deve fare. E Alfano adesso, come sa che uno va a un'altra sfera politica, ti caccia, manda via, gli restituisce la testa. Meno male che la restituisce. Quindi avvengono queste forme di pagliacciate. Ma hai notato una cosa? Quanti debiti hanno creato i vostri deputati e senatori? Quanti miliardi hanno rubato? Rutelli, quale dici che non ha preso una lira, però io leggo l'Espresso, sì, non ha ricevuto una lira, mentre Lusi, onorevole, ma quelli è onorevole. A me se c'è conto in sospeso deve essere onorevole. E allora, per esempio, quelli esiste, dice a Rutelli, no, tutti i soldi te li sei presi. E le case sue? Che c'è di strano? Non compra una casa. Beh, a proposito, non venire Francoforte? No, E che ti sopporta?
già per venire qua ci vuole la mano di Dio. C'è qualcuno che mi ricorda, sì, mi ricorda, dice, devi dire, ma come faccio a ricordarmi una cosa che io devo dire? Ah, il Papa, ha detto, ha fatto il Papa. No, il Papa va camminando, va girando anche lui, perché visto che tutti oramai vanno girando, lui che può, che va in giro dicendo, mi raccomando, fate le persone per bene, siate persone educate, non fate storie tra di voi, la mattina fate il segno della croce, mentre in Italia la croce non c'è bisogno che ce la fanno perché tanto sono loro già tutti crocifissi, non c'hanno manco una lira, €1, scusa. San Vito è rimasto ai tempi tuoi, invece di dire, l'altro giorno ho trovato diversi, rovistando nelle mie cose, ho trovato diverse denaro di quelli, le 500 lire, le 1000 lire dell'epoca, sì, quelle di metallo, le 500 lire, le 1000 lire di metallo. Ma lo sai che stavano di metallo? Ma tu eri nato, stavano di metallo. Stava la 2 lire, stava la lira, cioè. Non ti volevo domandare quello quanto valgono oggi, e se no io te li porto e tu mi dai i soldi. No, non lo vuoi fare questo. No. Quando si tratta di soldi, tu subito mi rispondi con quella faccia. Io lascio il sigaro là, sei tu che te lo prendi. Non che dici che io il sigaro, eccetera, fumo perché devi fumare. E notare, quando vieni qua mi fai veramente sempre toccare i nervi. Dunque, senti, mi pare che anche quest'anno ci dovrebbe essere a Francoforte la mostra del libro, in quanto so che addirittura, cioè almeno quando andavo io, era la mostra più importante del mondo, anche perché ci sono libri di tutte le lingue. Devo andare a trovare un libro che mi interessa particolarmente. Non mi chiedere come il titolo perché non te lo dico, che sia chiaro. E poi, ecco, vedi che succede. Monti sta facendo di tutto, dico di tutto, di cercare di aggiustare le porcate di 20 anni e non lo hanno ancora capito. Sta prendendo accordi con tutti quanti, con i giapponesi, i cinesi, forse andrà anche i pinguini a mettersi d'accordo. Sta tentando di riparare. E chi lo sa se un giorno avrà il tempo di decidere di fare la nuova università che state facendo voi a Francoforte. Avrete fatto un'università scientifica che veramente, in questo vi devo ammirare. Perché dico vi devo? Perché tu sei più meridionale di me. Li devo ammirare, è gente veramente, cioè. Anzi, ti dirò, non so se l'hai saputo, tu dici che leggi tutto. Il nostro presidente Napolitano ha dichiarato che è stanco e quindi nel 2013 se ne va e spera che vada una donna. Non sarebbe male. Devi domandare alla Merkel, vuoi dire, ma che finisce là, fino al 2013 c'è ancora un po' di tempo. Vuol venire qua in Italia, che qua a trovare un'altra Merkel, dove la vai a trovare? Sì, ma no. Voglio sapere, l'ultima parola non te la do, perché se con quella faccia che stai facendo, chissà cosa stai tramando. Però è vero, tu hai un grande merito. Quando vieni qua non mi fai capire niente. Non ho capito cosa abbiamo detto, perché abbiamo parlato, io non ho capito nulla.
Giovanni, Francesco, tutti quelli che hai nominato tu. E io andavo a perdere il tempo che andavo ad aprire il tuo telefono agli altri, se non lo so manco io il tuo telefono. Dopo queste pagliacciate l'abbiamo finito, anzi, l'elicottero non sta ancora, se no va a prendere, poi ti vengo a trovare tu per buona.